Ciao ragazzi, benvenuti a Recoaro, le piccole Dolomiti, la Conca Smeralda. Sono venuto qui nel momento più intenso per la vita del paese, perché le contrade si stanno preparando per la chiamata di marzo. Pensate, più di 70 fra carri e rievocazioni in una vera e propria rincorsa alle origini, perché di questo si tratta ed è proprio questo che sfilerà lungo le vie del paese domenica 23 febbraio. Non si tratta di carri allegorici come comunemente intendiamo noi, come comunemente pensiamo a Carnevale, ma saranno carri in cui vengono ricostruite e riprodotte le antiche tradizioni, i mestieri, antichi saperi, tramandati, ereditati e ritrasmessi, e alcuni anche svolti tutt'oggi, con una partecipazione emotiva e pratica che raramente ho potuto riscontrare in tanti anni di video in tutto il Veneto. La chiamata di marzo è fatta di emozioni e di momenti, e il primo, il battesimo di ogni edizione, che ricordiamo è biennale, avviene da Salvatore, il negozio di alimentari che ogni volta offre la colazione alle contrade, quindi a base di pane, salame, formaggio, il vino, altri prodotti che servono per sostenere le contrade nel lungo lavoro di preparazione dei carri, e si presentano una ad una per ritirare questo obolo gustosissimo, e mai appello fu più gradito. Nome del carro? La botteghetta di Monaco. O Varoi o Funaro. Bisogna farmacia del signore. Se suonava, se ballava i ballerini. Lavorava in campo. Col musataro. La Casara contrada Fritti. Anguame e osteria Tracanella. Nome del carro? Questo sei, Cosa che mettiamo nel sacchetto? ma un bel salame nostrano Eh, e una focaccia alla fioretta e una bottiglia di vin bon per far festa? per far festa al momento che sta preparando i carri. Le un inizio, le un augurio questo. Sì, è un allora. augurio che facciamo fare a tanta gente che ha voglia di lavorare e gli altri vogliamo partecipare, se non col carretto ma con buona volontà. L'idea è sua? Sì, Perché lo fa? ma perché gli altri abbiamo tutta la popolazione che ne vuole bene e lavoriamo e gli altri vogliono bene anche gli altri. Ma che cos'è la chiamata di marzo per i recoaresi? Che cos'è che li spinge ogni 2 anni a trasformare le contrade in veri e propri laboratori a cielo aperto, in cantieri, coinvolgendo tempo, energie, intere famiglie? Insomma, perché è così sentita questa festa? Le risposte, quelle vere, si ottengono soltanto andandoci nelle contrade, perché è lì che le fatiche si accendono, ma anche le gioie e i sorrisi soprattutto. Fabio, cos'è quelle robe lì? Queste in dialetto veneto si chiamano scagliere, E sarebbe? un tipo di slitta che serve per scivolare sulla neve. Io tu sei incati? Sì, da boccia gli altri qua nella strada se bogava, in dialetto veneto se bogava. Bellissime, bellissime. Adesso queste le fate tu? E Le ha fatte mio papà. Ah. E adesso io propongo per la sfilata? E nel nostro carro non sono inerenti, Ho perché capito. noi facciamo formaggio, come puoi vedere facciamo formaggio. Perché la casara? Allora, la Casara perché? Perché sono partiti mio nonno, mio zio e 2 suoi amici. Di questi ne è rimasto uno che adesso arriverà. E ho voluto continuare la tradizione di mio papà
ecco. E avanti. E avanti. Ma ti si bonde farlo formaio? Sinceramente no. Se bonde maiarlo? Tanto. Abbiamo la Stefania da Riva, che è l'azienda agricola sopra la Brighiera, Sì. e lei ci fornisce il formaggio, ci fornisce il latte, la materia prima, ci fornisce tutto lei. Cosa vuol dire partecipare alla chiamata di marzo? Non so perché. Ti si dà quaro e dopo te la fai. Te la senti dentro, nel cuore. Non sei te la fai. Caraquaro vive di tradizioni e la tradizione passa di padre in figlio. Infatti negli ultimi anni si è ringiovanita tantissimo la chiamata di marzo. Questa è una buona speranza per il futuro, cioè tutti vogliono, i ragazzi prendono in mano i lavori dei loro padri, dei loro nonni, con orgoglio portano giù in piazza gli strumenti cioè appunto si parla di inizi Novecento, quindi tutte le taverne di Raquaro, le baite di Raquaro sono piene di strumenti, di attrezzi di quell'epoca lì. Perché c'è questa grande voglia di ricordare, anche nei più giovani? Perché? Cioè la senti dentro, è difficile da spiegare, è una cosa che ti cresce dentro appunto perché te l'ha passata tuo papà, tuo nonno, e tu continui perché secondo me è nel DNA delle genti di montagna. La chiamata di marzo richiama tutto della storia arequarese. I lavori in montagna, ma anche in fattoria, nelle case, l'inizio del turismo, i prodotti diventati tipici. Ma richiama anche lo spirito di questa gente, orgogliosa delle proprie radici e anche di raccontarle e di farle vivere. Romanticamente parlando la potremmo definire come la sintesi di una storia lunga e bellissima, raccontata dai libri, ma prima di tutto vissuta dai requaresi. Che carro è questo? È il carro della Contrada Ronchi, dove viene riportata la cucina del contadino Montanaro, dove vengono fatti degli gnocchi con la fioretta, il piatto tipico qua della zona e in particolare della Contrada nostra. Ma te che un'altra roba tracolla lì? Ah sì, questo è un secchio, che è un attrezzo che serviva per la mungitura degli animali, certo, del bestiame di Maiga, e noi durante la sfilata facciamo con questo attrezzo un frastuono. Questo è il suono della memoria? Questo è un suono che si faceva per richiamare gli animali dal pascolo prima della mungitura. E quindi continuate a farlo vivere in questo modo? Continuiamo a farlo vivere nei ricordi e per mantenere, diciamo, la tradizione. Ecco, è un'emozione per noi questa sfilata, è una cosa che fa battere il cuore. E anche il bandotto. Sì. Girando per le contrade c'è un forte spirito di comunità. Quanto unisce la chiamata di marzo? La chiamata di marzo è una cosa unica, bisogna viverla. Praticamente tutte le contrade diventano un'unica cosa, tutte lavorano e fanno festa per la chiamata. È un unicum, non è facile trovare esempi di socialità come questo. Esatto. È l'unica festa che unisce tutte le contrade, Rovegliana, Fonga, tutte le contrade sono unite. E quindi che messaggio volete che emerga?
Il messaggio sarebbe quello che non solamente durante la chiamata di marzo, ma durante tutto l'anno Arequaro dovrebbe essere unita per portare avanti l'idea di Arequaro, spingere Arequaro, perché è un paese bellissimo dove ci sono 1000 cose da vedere e da scoprire. Nei prossimi giorni vi porterò anche a vedere altre contrade, tutte no, fisicamente è impossibile, ma comunque ci daremo appuntamento il 23 febbraio. Intanto abbiate pazienza, qualche giorno e scoprirete altri lavori, altri aspetti in preparazione qui a Arequaro. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata, tra pochissimo perché Ase Bea chiamata a marzo, è proprio Bea. Ciao.